Benvenuti, oggi è mercoledì 19 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 17:42. La luna si leva a mezzanotte e 12 e cala alle 9:44. Oggi si celebra San Mansueto. Il nome Mansueto deriva dal latino mansuetus, che tratto dall'omonimo aggettivo significa per l'appunto mansueto tranquillo. Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Protezione dei Mammiferi Marini. Nata per la tutela delle balene e poi successivamente estesa alla protezione e alla difesa di tutti i mammiferi marini, sensibilizza sulla necessità di proteggere gli animali e i loro habitat dalle minacce ambientali e dall'inquinamento. Evolvendosi dalle specie terrestri, questi animali hanno sviluppato caratteristiche per sopravvivere alla vita marina, come corpo idrodinamico, pinne al posto delle zampe ed autoregolazione della temperatura corporea. I mammiferi marini giocano un ruolo importantissimo per il nostro ecosistema, specialmente nel ciclo dell'ossigeno e della CO2, dando un impatto positivo all'aria che respiriamo. È importante proteggere i mari ed i loro abitanti per la tutela della biodiversità, riducendo quelle attività che mettono a dura prova l'ecosistema del mare, come inquinamento e pesca intensiva. Oggi festeggiamo Mauro Icardi, il calciatore argentino che spegne 32 candeline. Icardi è un attaccante di classe e di gol che ha giocato in Italia con la Sampdoria e l'Inter, dove è stato anche capitano. Icardi ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, infatti ha sposato Wanda Nara, l'ex moglie del suo amico e collega Maxi Lopez. Ha avuto anche dei contrasti con Maradona, che lo ha criticato duramente. Nel 2019 è passato al Paris Saint-Germain, dal 2024 ha una relazione con l'attrice Maria Eugenia Suárez, ufficializzata l'8 gennaio 2025. La seconda festeggiata di oggi è Veronica Pivetti, l'attrice e conduttrice televisiva che oggi compie 60 anni. Ha iniziato la sua carriera come doppiatrice, prestando la sua voce a personaggi di cartoni animati come Krillin in Dragon Ball. Nel 1995 ha debuttato al cinema con Viaggi di nozze, il film di Carlo Verdone, che l'ha scoperta in TV nella trasmissione Quelli che il calcio. Nel 1998 ha condotto il Festival di Sanremo con Raimondo Vianello ed Eva Erzigova. Veronica ha recitato anche in diverse fiction di successo come Commesse, Provaci ancora prof e L'allieva. Oggi festeggiamo Gianluca Zambrotta, il difensore che compie 48 anni. È stato uno dei protagonisti della nazionale italiana che ha vinto il mondiale del 2006 e che si è piazzata seconda all'Europeo del 2000. Ha iniziato la sua carriera con il Como, la sua squadra del cuore, di cui è stato anche presidente onorario. Poi ha giocato con il Bari, la Juventus, il Barcellona e il Milan. Zambrotta ha vestito la maglia azzurra per 98 volte, segnando 2 gol. Nel 1878 un genio visionario cambia per sempre il modo di ascoltare il mondo. Thomas Edison, l'inventore della lampadina, realizza un apparecchio capace di catturare e ripetere le vibrazioni sonore. Lo chiama fonografo e lo brevetta il 19 febbraio. Per dimostrare la sua incredibile scoperta, Edison registra la sua voce, che recita una semplice filastrocca. Mary had a little lamb. Quelle parole, pronunciate da un cilindro di metallo, sono le prime di una rivoluzione culturale. Grazie al fonografo, la musica, la voce e i rumori possono essere conservati e trasmessi a distanza. Ma cos'è la radioattività? E perché nel nostro immaginario la associamo soltanto a qualcosa di pericoloso? La radioattività è un insieme di processi fisici attraverso i quali alcuni nuclei instabili si trasformano in altri nuclei, emettendo radiazioni dette ionizzanti. In grandi quantità hanno un'alta probabilità di danneggiare il DNA delle cellule, creando dei danni permanenti. Tuttavia, se gestita in maniera corretta, è possibile effettuare dei trattamenti medici attraverso radiazione ed eliminare cellule malate con alta precisione, sfruttando un fenomeno che a primo impatto potrebbe sembrare solo nocivo, ma che in realtà ha tante applicazioni terapeutiche.
Buongiorno ai 12. Oggi il cielo è pieno d'aspetti, la quadratura Sole-Urano, Mercurio-Giove e la Luna che romanticamente tesse i suoi trigoni per tutti i segni d'acqua. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete. Il vostro Marte oggi sembra molto calmato da Saturno, proprio un Saturno che riceve sia trigoni dalla Luna che da Marte. Ebbene, oggi potrete comunque, nonostante l'inattività del vostro pianeta, decidere di agire e di prendere anche delle decisioni abbastanza importanti. Toro. La giornata di oggi vede il Sole e Mercurio non andare d'accordo con il vostro Urano che ospitate nei vostri gradi. Probabilmente una certa smania di avere fretta, di decisionismo, potrebbe essere compromettente. Datevi il giusto tempo, del resto è più coerente alla vostra natura intima. Gemelli, la giornata di oggi vede il Sole e Mercurio in quadratura col Giove che ospitate. Nettuno romanticamente tenta di farvi capire le loro ragioni, ma la chiarezza del Sole e l'intelligenza di Mercurio vogliono assolutamente risolvere il conflitto tra mente e ragione, sentimenti e emozioni. Dovete cercare quindi di essere un po' più armonici e di capire che a volte le cose possono avere due facce, un po' come il vostro segno zodiacale. Cancro, la giornata di oggi vede il vostro Marte, seppure inattivo, in trigono stimolato da Luna e dal grande Saturno. Quale importante decisione prenderete per la vostra vita affettiva, familiare e logistica? È proprio un periodo intenso in cui vi servirà sicuramente concentrarvi. Leone, giornata oggi che vi fa contare sulla bella Venere. Gli aspetti planetari invece sono un pochino tumultuosi e altri invece distanti da voi. Vi sentite un po' in panchina, questo lo detestate per natura, ma cercherete comunque di essere armonici e di avere una comprensione un pochino più zen di tutto il bailam che per adesso imperversa. Vergine, la giornata di oggi prevede l'appoggio della Luna e di Marte e, anche se opposto, di rimando Saturno sembra proprio aver trovato delle soluzioni importanti. La Luna peraltro oggi vi fa incontrare una persona importantissima nella vostra vita lavorativa, ma anche per i sentimenti c'è spazio, quindi rimanete sintonizzati. Bilancia, la giornata di oggi offre la possibilità di cambiare in maniera significativa tutta una serie di assetti. Probabilmente qualcuno o qualcosa potrebbe essere assolutamente deciso che ne potete fare a meno, quindi con convinzione non pensateci due volte su. Scorpione, la Luna nel vostro segno zodiacale dà spettacolo oggi, trigono a Marte, a Mercurio e a Sole e più tardi anche a Saturno. Una Luna molto motivata che vi fa entrare veramente nell'ambito della vostra vera creatività e vi fa credere soprattutto che il peggio sia passato. Sagittario, la giornata di oggi è un po' caotica per voi, una luna pensierosa e Sole e Mercurio che tentano di distogliervi le idee con dei pensieri poco armonici. Giove rimane sempre a segnalare la via d'uscita, ovvero muoversi, partire, spostarsi. Cercate comunque di non stare troppo concentrati sui soliti pensieri. Capricorno, a proposito di concentrazione, non vi manca di certo, perché oggi quasi chirurgicamente riuscirete a risolvere dei problemi. Marte, seppure è retrogrado, crea comunque qualche spigolatura che dovrete essere bravi e pazienti a smussare. Acquario, la giornata di oggi è una giornata veramente piena di aspetti che guarda anche il vostro Urano. I vostri pensieri sono abbastanza accelerati, confusi e anche molto centrati sul pratico, cosa che in genere vi succede raramente. Oggi però darete prova di essere molto capaci nella soluzione di qualcosa di importante. Pesci, un affollamento planetario nei vostri gradi, Sole, Mercurio, Saturno e Nettuno. I primi due, Sole e Mercurio, litigano con Urano e con Giove. Cercate quindi di non essere troppo convulsi o nervosi e di non fare troppe cose alla volta.
ciò che pensate siano gli sbagli gestionali dei vostri colleghi, siete assolutamente autorizzati a parlarne. Capostipite di una nuova generazione di registi e attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Il 19 febbraio 1953 nasceva lui, Massimo Troisi. Si appassionò al teatro fin da giovane, fondando il gruppo La Smorfia con Lello Arena ed Enzo De Caro. Dalla TV al cinema, il suo stile innovativo, ironico, conquistò il pubblico e la critica, vincendo premi prestigiosi come i Nastri d'Argento e i David di Donatello. Tra i suoi film più celebri, Ricomincio da 3, Non ci resta che piangere e Il Postino, quest'ultimo girato poco prima della sua scomparsa, nel 1994, a soli 41 anni. Quando ci addormentiamo, spesso scherziamo dicendo che andiamo a trovare Morfeo. Ma chi è questo personaggio misterioso? Morfeo è il dio dei sogni nella mitologia greca, figlio del sonno e della notte. Ha il potere di entrare nella nostra mente e trasformarsi in chi vogliamo. E sapete da dove viene il nome della morfina, il potente antidolorifico? Proprio da Morfeo, perché ci fa cadere in un sonno profondo. Oggi ricordiamo Luciano Fontana, il pittore e scultore che ha cambiato l'arte del Novecento. Fontana nacque in Argentina da genitori italiani nel 1899. Fu un ceramista e un astrattista. Nel 1958 iniziò a incidere le tele monocromatiche con buchi e tagli, che chiamò concetto spaziale attesa-attese. Voleva creare una nuova dimensione artistica oltre la tela. Fu un artista provocatorio e visionario che anticipò le tendenze dell'arte contemporanea. Ci salutiamo con la frase del giorno. Esistere è osare gettarsi nel mondo. E quindi osate, siate sempre curiosi di quello che vi circonda nella vita. Noi ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco, per iniziare insieme un nuovo giorno. Buona giornata dalla vostra Martina.